Dopo le aziende agricole, il ciclo di visite guidate del progetto Riduca Reflui ha toccato la stazione sperimentale universitaria di Treviso, collocata nell'impianto di depurazione comunale. Un sito dove, congiuntamente, le università di Verona e Venezia testano processi di digestione e codigestione anaerobica. L'idea è quella di riprodurre quello che può essere un sistema completo, o che dovrebbe essere il sistema completo del mondo zootecnico, vale a dire una sezione di gestione anaerobica deputata al trattamento quindi dell'effluente di allevamento, eventualmente gli energy crops, quindi insilati, più eventualmente altri residui dell'agroindustria, fino a massimizzare le rese energetiche, cosa che ci darà poi il surplus economico tale per cui potremo andare a applicare in fase successiva a tutti quei trattamenti o di rimozione o di recupero dell'azoto in tale maniera da chiudere quindi il ciclo, così da ridurre i carichi di azoto che poi andranno al campo, che è in definitiva quello che ci viene imposto dalla direttiva nitrati. Una direttiva comunitaria alla base del progetto Riduca Reflui, affidato dalla Regione Veneto a Veneto Agricoltura, che analizza percorsi modello per il trattamento dei reflui zootecnici da riutilizzare come risorse energetiche. L'equipe operante nel sito trevigiano studia le rese ottimali, in pratica un mix di effluenti di allevamento con altre biomasse provenienti da agricoltura e agroindustria, per poter ottimare le rese. La frazione liquida del digestato viene poi posta sotto trattamenti biologici automatizzati, per minimizzare i costi di trattamento a valle della produzione di energia. Treviso è un'area sperimentale gestita dall'Università di Verona e l'Università Ca' Foscari di Venezia, che qua svolgono una parte della sperimentazione in atto nel progetto Riduca Reflui, che come sapete tratta dei percorsi, un modello per il trattamento degli effluenti di allevamento, e passa quindi nella filiera attraverso anche la valorizzazione energetica, attraverso la produzione di biogas con digestione anaerobica. In questa stazione, rispetto ad altre aziende che stiamo visitando appunto di volta in volta, cosa di particolare, cosa di diverso e di peculiare? Sostanzialmente, trattandosi comunque di mondo universitario, evidentemente cerchiamo di fare un passettino in più, cerchiamo di essere leggermente più aggiornati rispetto a quello che è il mercato effettivamente oggi disponibile, tant'è che stiamo testando sistemi ad esempio che operano in termofilia, quindi su regimi termici più spinti rispetto a quella che è la classica mesofilia applicata nel mondo industriale di oggi, così come i processi di rimozione biologica dell'azoto sono processi non propriamente convenzionali che vanno nell'ottica di ridurre enormemente i costi di gestione dell'impianto e possibilmente di automatizzarli in maniera tale da non dare ulteriori carichi di lavoro a chi di mestiere fa altro, tipicamente l'allevatore in questo caso, no? Il prossimo appuntamento per il progetto Riduca Reflui, il 13 maggio, sarà un ritorno all'azienda pilota Diana Bonisolo di Mogliano Veneto nel Trevigiano, una seconda giornata in campo dopo la precedente di ottobre, riguardante percorsi di valorizzazione e riduzione dell'azoto nella gestione dei reflui zootecnici.